Iniziativa importante, amici di Verde a Nord-Est, questa di Confesercenti. Siamo in compagnia di Maurizio Francescon, direttore generale, e del padrone di casa Lucio Prendin. Siamo qui ad Altichiero, siamo in periferia di Padova, in questo negozio di alimentari fornitissimo. Allora, direttore, siamo qui per un'iniziativa importante, quale? Prendin da questo punto di vista è uno che da anni ormai sta producendo innovazioni. Qui c'è una sfida concorrenziale aperta tra piccola distribuzione e grande distribuzione, tra quartieri e centri storici, tra quartieri e grande distribuzione. L'esperienza di Prendin è molto semplice, puntiamo alla qualità. Nei piccoli esercizi, nei esercizi di dimensioni inferiori, puntiamo alla qualità. Questo ci sta facendo guadagnare in immagine, in rapporto con i consumatori, in sicurezza alimentare e alla fine in successo nelle vendite. Allora, abbiamo visto che in questi giorni, purtroppo in questi tempi, la crisi, ci sono dei problemi anche per un gesto quotidiano come fare la spesa. Confesercenti cosa sta facendo? Qui la situazione è sicuramente non delle più semplici, dipende da una crisi della produzione che si sta trasferendo nei consumi in maniera brutale. Credo che lo sforzo che stiamo facendo in tutti i nostri esercizi sia quello di un forte contenimento dei prezzi. Il contenimento dei prezzi non è a discapito della qualità, questo lo vogliamo ricordare. No, assolutamente, anzi la ricerca che facciamo è quella di prodotti locali, di prodotti di altissima qualità che mirano soprattutto a soddisfare le esigenze dei consumatori. Oggi non c'è bisogno di consumare tanto, c'è bisogno di consumare bene e questo è l'obiettivo che ci stiamo dando in tutti i nostri esercizi, compreso quello che vediamo qui oggi con la gastronomia aperta dal signor Prendin. Allora, che siamo curiosi di conoscere, signor Prendin, veramente un banco con dei freschi, dei prodotti freschi di cui lei ha fatto un punto di forza. Grazie, sì, ha spiegato molto bene Francesco e effettivamente oramai la strada è il dialogo diretto con gli artigiani, cioè con chi produce direttamente. In modo da poter offrire agli avventori veramente dei prodotti di qualità. Stiamo vedendo. E anche la possibilità di acquisire le informazioni per poterlo vendere al meglio, perché la cosa va seguita, cioè essendo prodotti senza conservanti e fatti in maniera semplice come una volta, devi anche recuperare il modo di gestione che c'era una volta, quando il tempo maturava le cose. Insomma. Allora, ci dice tra quelle qui dietro alle nostre spalle una specialità un po' particolare per cui lei va fiero? Senza far torto alle altre, perché qui è tutto buono. No, ce ne sono diverse. Ho un ottimo rapporto con il prosciuttificio Rossi, fanno un culatello che ha un buon rapporto qualità-prezzo e penso che sia uno dei migliori nel mercato. Allora, il prosciutto e il culatello, noi ringraziamo il signor Prendin del market di Altichiero. Allora, una conclusione con il direttore Francescon. Come la vediamo l'aspetto delle festività natalizie, come sarà? Possiamo già tracciare un po' e avere degli auspici anche? Sì, stiamo chiudendo in questi giorni l'indagine consuetudinale, quella che facciamo tutti gli anni in questo periodo. Sicuramente non sarà un Natale all'insegna dello sperpero, sarà un Natale molto attento, ma su cui vinceranno soprattutto i prodotti di qualità. Ci saranno molti regali nel settore alimentare e quindi credo che questo sarà uno dei settori che avrà qualche soddisfazione rispetto agli anni precedenti in cui magari era un po' più sacrificato. Allora, ringraziamo il direttore di Confesercenti Maurizio Francesconi, il padrone di casa il signor Prendin. Rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.